Emergenza casa a Treviso dopo lo sfratto della mamma con 4 figli e lo scontro politico tra comune e Ater. Interviene anche il vescovo. La casa è un diritto di tutti, dice Monsignor Tomasi, lanciando un appello alla collettività. In carcere un ex autista di autobus che nel 2021 era finito ai domiciliari con l'accusa di aver molestato ragazzine nei mezzi che guidava. L'autopsia sul corpo di Giulia Cecchettin, la ragazza morta dissanguata dopo la lite, tantissime ferite e coltellate riscontrate e fatale la recisione dell'aorta. A Barcis la ragazza era già senza vita. 47enne in bicicletta investita da un'auto che poi fugge, successo stamattina a Carbonera, caccia al pirata della strada, la donna in ospedale. Assicuratrice denunciata dalla Guardia di Finanza dopo aver speso per fini personali i 98.000 euro che erano stati affidati da un cliente per un investimento. Quasi 7.000 interventi dei Vigili del Fuoco nel 2023 nella Marca, oltre 1.000 soltanto per maltempo e grandinate estive. Resta il nodo, carenza di organico. La pioggia continuerà a interessare domani le nostre zone, poi schiarite domenica e lunedì, ma con un abbassamento notevole di temperature, rischio gelate. Con dicembre torna la rubrica di Antena 3 Il tuo presepe, potrete inviarci video delle vostre creazioni, le mostreremo ogni giorno nei nostri telegiornali. Telespettatori di Antena 3, buonasera e ben ritrovati. Il telegiornale di Treviso. C'è dunque l'emergenza casa a Treviso in primo piano, dopo anche le polemiche scoppiate già ieri in Consiglio Comunale. Il caso della mamma sfrattata con 4 figli dall'appartamento popolare. L'intervento oggi del vescovo di Treviso che lancia un appello. Di quella casa che era così in pericolo e in difficoltà per la famiglia di Nazareth, quella casa che è un diritto di tutti. Anche il vescovo di Treviso entra nel dibattito rovente in questi giorni sul problema dell'emergenza abitativa in città. Cita la capanna di Betlemme a margine dell'inaugurazione del presepe dei Vigili del Fuoco, Monsignor Tomasi, ribadendo il concetto: la casa è un diritto di tutti. E mentre molti parroci della diocesi si stanno impegnando in prima persona per trovare delle soluzioni alle famiglie in difficoltà, il vescovo lancia l'appello a tutta la società a fare rete e ad impegnarsi per un nuovo patto sociale. I singoli casi vanno affrontati e vanno visti con la chiarezza necessaria, secondo le leggi e secondo però la solidarietà che tutti noi dobbiamo dare. La nostra collettività tutta insieme ha le risorse per affrontare le questioni, dobbiamo attivarle insieme, dobbiamo aprirci e forse dobbiamo cercare insieme le ragioni di una rinnovata fiducia per un patto sociale che sia veramente a beneficio di tutti. Intanto le scintille tra Comune e Ater continuano. Lo dico all'Ater, lo dico a tutti coloro che mi chiedono, lo dico anche ai miei uffici comunali. Non si può lasciare una famiglia con 4 minori in strada al venerdì pomeriggio. È escluso. È perentorio Mario Conte sul caso della donna, mamma di 4 figli di cui 3 minorenni, sfrattata dall'Ater per morosità. Venerdì pomeriggio non è più riuscita a entrare nell'appartamento di San Liberale perché l'ufficiale giudiziario, secondo normativa, ha fatto cambiare la serratura. Il 24 c'è stato il terzo accesso e vorrei ricordare che il 20 il nostro avvocato ha mandato una PEC molto chiara dove viene richiesto ai servizi sociali del comune un intervento vista la presenza di questi 4 minori. PEC che è andata sicuramente inascoltata e quindi l'ufficiale giudiziario non ha potuto fare altro che eseguire questo triste gesto. Le norme vanno rispettate e il comune era a conoscenza della situazione. Il presidente di Ater, Mauro D'Alzilio, replica al sindaco di Treviso. Una situazione ampiamente discussa per la sua delicatezza anche tra gli operatori di Ater, che si è trovata con le mani legate. Sicuramente è giusto che l'amministrazione prenda le proprie difese della signora, ma secondo me deve sicuramente cospargersi il capo di cenere, perché come ho detto poc'anzi noi abbiamo fatto tutti i passaggi, tutte le informazioni sono state date, più di questo non potevamo fare e io sono pronto con il mio consiglio di amministrazione a trovarci, visto che ci hanno chiesto un incontro anche dal prefetto, carte alla mano per vedere quello che ha fatto Ater a livello sociale per questo nucleo di famiglia e quello che hanno fatto gli altri attori, perché sventolare è facile, però i fatti devono parlare.
Non si è fatta attendere la replica del sindaco. Capisco che il protocollo prevede questo, però il cuore mi dice anche che si può alzare il telefono. E cosa si può fare? Bisogna collaborare, se le regole sono sbagliate bisogna cambiare le regole, ma io sono chiamato a dare risposta alla mia comunità. Adesso nel caso specifico, se non è stata data risposta a una mail, a una PEC inviata la sera, il pomeriggio, la mattina, non lo so, ma quando si parla di persone ci si muove in prima persona, compreso il sindaco, PEC o non PEC, mail o non mail. Quando c'è un nucleo familiare che rischia di essere sbattuto in strada bisogna alzare il telefono 100 volte, non mandare una mail. Una questione che, come sapete, è finita anche, abbiamo raccontato ieri, in Consiglio Comunale, e dal Consiglio Comunale l'opposizione all'attacco. Il Presidente e la Vicepresidente che difendono questo tipo di sfratto con queste modalità, io penso che dovrebbero ripensare sinceramente il loro mandato in un ente pubblico che si occupa di abitare. Opposizione all'attacco. L'Ater non deve comportarsi come un'azienda. E risponde a tono il presidente di Ater, Mauro D'Alzilio, rimandando le accuse al mittente. Quando era il centrosinistra a governare Treviso, dice, il piano vendite di Ater era di 1.500 alloggi, ben 5 volte quello approvato recentemente dalla Regione, che si attesta a circa 380 alloggi, per i quali si sta strappando i capelli. Ma il PD sottolinea la gravità della situazione. Una situazione del tutto incredibile, e quindi su questo sicuramente Ater dovrebbe ripensare profondamente le sue politiche di gestione degli sfratti. Gli enti preposti devono dialogare. Ater non può scaricare i problemi sociali sul comune da un lato, e dall'altro il comune deve parlare con Ater per affrontare insieme alcuni problemi che sono sociali e che vanno risolti alla radice. Non si possono trovare a risolvere il problema con lo sfratto già eseguito, e questa è la situazione incredibile. Da questo punto di vista io penso che sia un fallimento nelle politiche di Ater da un lato e del comune dall'altro. La cronaca adesso, molestie sessuali alle ragazzine che si trovavano a bordo dell'autobus che guidava. In carcere per scontare 1 anno e 4 mesi di pena residua è finito l'ex autista che già nel 2021 era stato posto ai domiciliari dopo le indagini di procura e carabinieri. E intanto, uscendo per un attimo da Treviso, il prime agghiaccianti indiscrezioni dell'autopsia che è ancora in corso sul corpo di Giulia Cecchettin, una morte per dissanguamento. Ancora in corso anche l'interrogatorio del suo assassino Filippo Turetta. In quel canalone a Barcis, quando Filippo Turetta l'ha lasciata sotto un sasso, Giulia Cecchettin era già senza vita, uccisa da numerose coltellate e ferite profonde. Morta per dissanguamento, la 22enne è deceduta per la rescissione dell'aorta, un massacro che non ha lasciato scampo alla studentessa. Questi primi risultati dell'autopsia, durata tutta la giornata all'Obitorio di Medicina Legale di Padova. Dai diversi accertamenti anche quello per individuare eventuali tracce di violenza sessuale. Anna Aprile, dirigente dell'unità operativa di Medicina Legale dell'Ospedale Universitario di Padova, ha spiegato che sul corpo della ragazza è stata eseguita anche un TAC. Ulteriori esami medici più approfonditi e delicati potrebbero proseguire anche nelle prossime ore. Tra i quesiti peritali formulati dalla procura, gli specialisti dovranno rispondere anche a quella della datazione della morte, circoscrivendone con più precisione possibile anche l'orario. Nello stesso giorno l'interrogatorio fiume di Filippo Turetta nel carcere Montorio di Verona. Alle 11 nella casa circondariale è arrivato il pubblico ministero di Venezia Andrea Petroni. Poco dopo sono entrati gli avvocati del 22enne Giovanni Caruso e Monica Cornaviera. Ore di interrogatorio per ricostruire il massacro di Giulia Cecchettin. Da quel giorno terribile, l'11 novembre, quando l'ha aggredita 2 volte e poi l'ha caricata in auto ed ha iniziato la folle fuga fino in Germania, dove è stato arrestato. Turetta ha scelto di parlare. Nel primo interrogatorio, invece, aveva solo rilasciato qualche dichiarazione spontanea. Ora, un fiume in piena, ha collaborato rispondendo alle domande del magistrato. La procura potrebbe contestare l'aggravante della crudeltà, mentre l'interrogatorio si è concentrato soprattutto sulle ipotesi di una premeditazione. Torniamo alla Marca, una bicicletta che cade, urtata e investita, e un'auto che fugge e caccia un pirata della strada a Carbonera.
La donna a 47 anni in sella alla sua bicicletta stava percorrendo via Grande a Mignagola di Carbonera quando è stata urtata da un veicolo in transito. L'incidente è avvenuto alle 7:30. L'automobilista, invece di fermarsi e prestare soccorso, ha ingranato la marcia ed è fuggito. La ciclista, che abita in zona, è caduta a terra riportando alcune lesioni ed è stata soccorsa dagli uomini del SUEM 118. È stata portata in ospedale dove si trova in osservazione. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno avviato le indagini per individuare il responsabile dell'incidente. Le prime ricerche del mezzo, che si è allontanato in fretta, hanno dato per ora esito negativo. Nelle prossime ore verranno visionate le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona per individuare il mezzo. Indagini in corso dei carabinieri della compagnia di Treviso. Sono ore d'angoscia a Castelfranco per la famiglia di Diego Perocco, 60enne, che si è allontanato ieri dal luogo di lavoro, fa il consulente finanziario, e non è mai tornato a casa. È alto 1,75 m, di corporatura magra e carnagione chiara, capelli corti castano scuro e occhi verdi, e privo di tatuaggi e segni o cicatrici. Al momento dell'allontanamento indossava camicia azzurra, maglione marrone chiaro, pantalone marrone e giubbotto blu. Chiunque avvisti questa persona possa riferire informazioni utili ai fini delle ricerche attualmente in corso è pregato di contattare il 112. E adesso la Guardia di Finanza che denuncia una assicuratrice per truffa aggravata. Si è fatta consegnare quasi 100.000 euro da un cliente per un investimento, ma in realtà li ha spesi per sé. Agente assicurativa presso una nota compagnia ha approfittato della fiducia di uno storico cliente per farsi consegnare 98.000 euro proponendo un investimento ad alto rendimento, il 15% in appena 4 mesi. Il presunto investimento in 2 tranche da 50.000 e 48.000 euro altro non era, secondo quanto accertato dalla Guardia di Finanza, che una truffa. Vittima un dirigente d'azienda trevigiano truffato dell'intero importo dalla donna, ora denunciata. Per riuscire a raggirare il cliente, l'agente ha messo in atto una serie di stratagemmi. Intanto ha ottenuto il bonifico della somma direttamente sul suo conto corrente. Inoltre ha redatto una sorta di accordo scritto che ha indotto il suo storico cliente a fidarsi. Dopodiché ha addotto una serie di giustificazioni arrivando a produrre anche una copia di un ordine di bonifico che è stato poi successivamente revocato. Grazie agli accertamenti bancari eseguiti dalle Fiamme Gialle è stato scoperto che i 98.000 euro ricevuti dall'indagata sui suoi conti correnti erano stati spesi in pochissimi giorni per finalità private. 20.000 euro prelevati in contanti si sono volatilizzati in acquisti vari in meno di una settimana. Il resto se n'è andato in bonifici vari per finalità personali dell'agente assicurativa, che tra l'altro non avrebbe nemmeno potuto promuovere l'investimento non essendo iscritta all'albo dei consulenti finanziari. La Procura ha disposto la chiusura delle indagini, atto che anticipa la richiesta di rinvio a giudizio. La donna è stata denunciata per truffa aggravata e rischia una reclusione fino a 5 anni. All'esito delle nostre indagini, il giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Treviso ha disposto il sequestro preventivo del profitto del reato. Una notizia che leggiamo da Treviso Today che riguarda la via del mare. Lo ricorderete, le tante perplessità dei comuni non solo trevigiani. Ebbene, Silea, Monastia Roncade, Meulo e Fossalta di Piave, contrari al project financing dell'opera, affiancano all'azione legale un'azione comunicativa chiedendo l'avvio di un tavolo di confronto per affrontare le ricadute sulla viabilità in Treviso Mare. C'è dunque la notizia di un ricorso alla TAR che, ripeto, i comuni di Fossalta, Meulo, Monastia, Roncade e Silea presenteranno al TAR del Veneto per l'aggiudicazione dell'opera contro il progetto della via del mare. Abbiamo raccontato diverse settimane fa, nel corso delle settimane, delle perplessità dei comuni, soprattutto trevigiani. E quasi 7.000 interventi nel 2023, di questi 1.300 soltanto per il maltempo e le grandinate di quest'estate. È il bilancio dei vigili del fuoco di quest'anno.
Calano gli interventi per incendi ed incidenti stradali, crescono quelli per i danni provocati dalle ondate di maltempo che si sono abbattute la scorsa estate sulla provincia di Treviso. È lo specchio di quanto accaduto nella Marca negli ultimi 12 mesi il bilancio annuale dei Vigili del Fuoco, a pesare per oltre un quinto sui 6.847 interventi del 2023, quelli legati alle bufere di vento e grandine tra luglio e agosto. La maggior parte di questi interventi sono tutte coperture di fabbricati che sono stati scoperchiati a seguito di questa emergenza maltempo. Per quanto riguarda gli incendi, di rilievo gli interventi per spegnere i roghi divampati in 4 aziende. Mi riferisco all'incendio della Debiline, mi riferisco all'incendio della Chemiston, che è un'attività di deposito di prodotti chimici, e all'incendio della Chrysos, che è una fabbrica Orafa. E quindi abbiamo avuto anche degli incendi molto complessi. Resta il nodo della carenza di organico. Abbiamo la carenza soprattutto nel personale qualificato di capisquadra e capireparto. Abbiamo una carenza che si attesta al 25%, ci mancano 26 unità su un totale di 108, quindi capite bene. Dobbiamo lavorare con le risorse che abbiamo. Vi devo dire che questo non va assolutamente a inficiare il dispositivo di soccorso. Soccorso ai cittadini da parte dei Vigili del Fuoco durante ma anche fuori dal servizio, con 2 interventi eroici che hanno permesso di salvare la vita a 2 persone. Quella di un anziano rimasto intrappolato da un incendio nel suo appartamento, salvato da Vittorino Liessi, e quello di una signora in arresto cardiaco rianimata fino all'arrivo dei sanitari da Stefano Zambrano. 2 interventi motivo di orgoglio per il comando e che rappresentano la vera missione dei Vigili del Fuoco: salvare vite umane. Vi posso garantire che le soddisfazioni del Vigile del Fuoco non è il riconoscimento economico, ma sono queste. Quelle quando qualcuno ti dà una pacca sulla spalla e ti dice grazie. Pochi istanti di pubblicità, poi di nuovo in diretta. Rieccoci in diretta il telegiornale di Treviso, ripartiamo da Conegliano e Susegana con la visita questa mattina del Ministro dell'Agricoltura Lollobrigida. Decine di milioni di etichette destinate al macero potrebbero invece tornare nelle cantine. Un segnale in tal senso è arrivato dal Ministero dell'Agricoltura Francesco Lollobrigida in visita al Cerletti di Conegliano e al CREA di Susegana. Dopo le normative europee che prevedono la descrizione degli ingredienti anche sul vino, molte aziende avevano adottato il sistema QR code ammesso da Bruxelles. Ma 15 giorni fa l'Europa ha chiesto di scrivere materialmente gli ingredienti sulle bottiglie, con il risultato di mandare al macero decine di milioni di etichette già stampate e mandarne altrettante in stampa. Tutto questo entro venerdì prossimo. Situazione paradossale denunciata dal presidente della DOC Prosecco Stefano Zanette, considerando il danno economico sul vino più venduto al mondo. Dal governo oggi un chiaro impegno. Convincere l'Europa a non modificare quello che era il ragionamento fatto con l'inserimento del codice QR, che evitava alle aziende un sovraccarico di costi, e poi anche con provvedimenti che stiamo studiando insieme all'Ispettorato del Controllo Qualità e Repressione Frodi per agevolare le più piccole imprese che hanno difficoltà a garantire un processo di costruzione dei dati per l'onere del quale si debbono sobbarcare e che vorremmo contribuire invece ad alleviare. Ministro che ha commentato così la mancata firma del presidente Mattarella al decreto legge sulla carne sintetica annunciato oggi da Repubblica. Io leggo poco Repubblica perché ogni tanto dice cose che non sono vere. Vediamo in queste ore se quello che ha detto è vero oppure ha ragione nel quadro istituzionale chi pensa che questa legge verrà promulgata. Ministro che è stato altrettanto chiaro anche su lupi e cinghiali. Se una specie animale supera i limiti di tolleranza e tollerabilità per l'ecosistema, l'uomo ha il dovere di intervenire. Anche sugli ungulati, stesso tipo di discorso. Se la media europea è 7 volte inferiore a quelle italiane, sono il primo che trasmette la peste suina, bisogna intervenire per il depopolamento naturale. Nel suo commento invece sul caso Frecciarossa confermata a Ciampino è solo un accenno al sostegno per le polizze assicurative sui raccolti che è stato di fatto ridotto agli agricoltori, abbinandolo però al click day del Ministero per accedere ai prossimi bandi. Le aziende che hanno fatto il loro dovere tentando di proteggersi con l'assicurazione saranno privilegiate nella scelta e nella possibilità di essere finanziate. Da un ministro all'altro, il ministro degli esteri, nonché vice premier Antonio Tajani, che invece sarà domani a Vittorio Veneto per parlare non solo ma anche di agricoltura.
Presente e futuro dell'agricoltura nazionale e regionale, viste dall'estero, dal governo e da Forza Italia. Questo è l'obiettivo dell'incontro di sabato prossimo a Vittorio Veneto, organizzato dall'ex presidente della Commissione Agricoltura in Senato, Giampaolo Vallardi. Sabato 2 dicembre a Vittorio Veneto, Collegio San Giuseppe, parliamo di agricoltura, c'è il ministro degli esteri Antonio Tajani, Forza Italia, soprattutto per quanto riguarda l'export. Questo momento difficile con due guerre, capiremo l'importanza del futuro dell'agricoltura italiana e chi più del Ministro degli Esteri può darci una risposta in questo senso. Con il Ministro anche il Presidente dell'Istituto per il Commercio con l'Estero. A Matteo Zoppas chiederemo qual è il futuro dell'esportazione dei prodotti agroalimentari nel Veneto e anche la tutela del Made in Italy nel mondo. Presenti anche le associazioni degli agricoltori e in particolare il presidente di Coldiretti Ettore Prandini. Al centro qualche settimana fa forti polemiche con l'onorevole Dalla Vedova di Più Europa sul decreto legge che vieta in Italia la produzione di carne sintetica. A Ettore Prandini chiederemo cosa ne pensa della carne sintetica. Poi abbiamo il presidente CIA Veneto Passerini, il presidente Confagricoltura Veneto Ludovico Giustiniani, abbiamo tanti temi. Tra questi anche la gestione dell'acqua con i consorzi di bonifica. A Francesco Vincenzi, presidente nazionale dell'ANBI, chiederemo cosa ne è del settore irriguo in Veneto. Il Piave lo puliamo, no? Questa ghiaia la scaviamo, dobbiamo vivere sempre con l'ansia. Ministri, presidenti, rappresentanti di categorie ma anche la politica per capire se le indicazioni di oggi diventeranno domani azioni in regione e soprattutto a Roma. A Flavio Tosi, coordinatore Veneto di Forza Italia, chiederemo la sua visione sul futuro dell'agricoltura in Veneto, magari con un'occhiata anche a tutta Italia. Cambiamo argomento, la giornata mondiale contro l'HIV/AIDS a Treviso, l'AIDS questa sera fino alle 21:30 effettua gratuitamente il test rapido salivare che consente di diagnosticare tempestivamente la sieropositività e quindi a rendere efficaci le cure oggi disponibili. Il gazebo dell'AIDS è davanti all'osteria Ostinate in via dei Dall'Oro, un momento conviviale per sensibilizzare sulle malattie a trasmissione sessuale. Una trentina di nuove diagnosi all'anno nella Marca, in linea con il dato nazionale. Nella giornata mondiale contro l'AIDS, l'ANLAIDS di Treviso lancia un appello ad effettuare il test. Purtroppo l'80% si contagia attraverso rapporti sessuali. Un dato grave è che persiste la diagnosi tardivamente, cioè arrivano alla diagnosi tardivamente. Perché? Perché l'infezione da HIV rimane per molti anni latente, cioè senza sintomi, e dopo circa 6-7 anni manifestano appunto i sintomi della malattia che è l'AIDS. Se in questi anni la persona non effettua il test, non sa di essere positiva, con pesanti conseguenze per gli altri, che potrebbero essere contagiati, ma anche per se stessi, perché si arriva malati alla diagnosi, rendendo molto più difficili le cure oggi molto efficaci. Abbiamo dei farmaci efficaci che inibiscono la replicazione virale. Cosa vuol dire? Non eradicano, quindi il virus non viene eliminato dall'organismo, però non replicando non va a distruggere il sistema immunitario, per cui la persona non si ammala in primis, quindi conduce una vita, una sopravvivenza come le persone che non hanno l'HIV, e soprattutto non replicando il virus non va a contagiare le altre persone. Possono avere quindi rapporti sessuali non protetti col proprio partner, avere dei figli sani. Di qui l'importanza di fare il test, che ora è anche molto semplice e rapido. È una semplice palettina, si passa tra il labbro, la gengiva e i denti, quindi con la saliva, 15 minuti abbiamo il risultato. Quindi tempo fino a questa sera alle 21:30 a Treviso per questo test che si può effettuare gratuitamente. Adesso ci spostiamo a San Zenone degli Ezzelini, dove domani prende il via una mostra davvero particolare. L'arte come mezzo di espressione, ma anche come veicolo di inclusione sociale. Le sale di Villa Marini Rubelli a San Zenone degli Ezzelini ospitano Arti Inclusive, l'esposizione di opere realizzate da persone con disagio mentale. 100 opere esposte, una più bella dell'altra, una che dona energia e felicità più dell'altra. Quindi è un percorso di inclusione. La nostra mission era proprio questa, un momento di solidarietà, di condivisione,
per arrivare a una inclusione in questa nostra comunità. Opere che esprimono sentimenti, voglia di uscire dal buio, del disagio mentale, voglia di ritrovarsi e di recuperarsi. Arte che crea benessere, che fa bene alla mente, che dà vita ad un dialogo sociale senza confini, solo colore, sensibilità e relazioni. L'espressione che arriva dall'interno di questi artisti, dall'anima di questi artisti, che palesano le loro difficoltà, il loro dolore, ma anche le gioie. Un progetto, quello del Comune di San Zenone, portato avanti con la Fondazione Canova e le ULSS del territorio. Come vediamo, l'arte è un linguaggio universale, attraverso il quale questi artisti riescono ad arrivare al nostro cuore, riescono a battere quelle che sono anche i nostri limiti e le nostre difficoltà nell'accettare quella che è una diversità, ma che deve essere un nostro compagno di vita. La mostra Arte Inclusive sarà inaugurata sabato 2 dicembre e rimarrà aperta fino al 7 gennaio. Che tempo farà in questo weekend e poi anche nei primi giorni della prossima settimana? Lo chiediamo come ogni venerdì al generale Iannicelli. Sentiamo. Una circolazione ciclonica, una depressione sta interessando tutte le nostre zone e in generale tutto il nord Italia. A questa depressione sono associati dei sistemi perturbati, i cui effetti sono queste precipitazioni fortunatamente non intense ma abbastanza diffuse. Come vedete dalla carta del tempo c'è una situazione particolare. Ad est, sull'Europa orientale, è ferma un anticiclone, un'alta pressione che fa azione di blocco. Questa situazione va avanti ancora qualche ora, quindi domani avremo ancora un cielo molto nuvoloso, coperto, con precipitazioni che però si attenueranno nel corso già della giornata. Poi l'anticiclone, ma quello russo naturalmente, quello orientale, si indebolirà, si attenuerà e permetterà il passaggio, lo spostamento di questa depressione verso est che lascerà le nostre zone, quindi non ci sarà più l'azione del blocco di questa alta pressione e quindi un miglioramento. Quindi domenica cielo in prevalenza sereno, un sereno che continuerà anche lunedì. Poi da martedì avremo di nuovo un peggioramento e ci aspetta una settimana abbastanza variabile, perturbata. Per quanto riguarda i venti saranno deboli con qualche rinforzo però da nord proprio sulle nostre zone. Per domenica invece i rasserenamenti durante la notte tra sabato e domenica porteranno un forte abbassamento delle temperature, quindi lunedì mattina gelate, -1, -2 e così anche lunedì. Per quanto riguarda poi da martedì il cielo coperto di notte porterà un aumento di nuovo delle temperature e quindi non dovremo andare più sotto lo zero per quasi tutta la settimana. L'Alto Adriatico, per finire con questa situazione, è molto mosso, temporaneamente e localmente anche agitato. È tutto. E proprio il maltempo comunque che caratterizzerà gran parte della giornata di domani, quindi la pioggia, ha consigliato di spostare la tanto attesa cerimonia di accensione dell'albero di Natale in Piazza dei Signori a Treviso dalla previsione di domani a domenica 3, quindi l'evento si terrà domenica e non più domani alle 17:30, sarà trasmesso in diretta streaming sulla pagina Facebook del Comune di Treviso. Consigliato il parcheggio fuori dalle mura vista l'alta affluenza di persone che ogni anno giungono per il tanto atteso spettacolo che, lo ricordiamo, sarà non più domani ma domenica alle 17:30. Siamo intanto in dicembre e quindi torna anche la rubrica Il tuo presepe. Attesa e richiesta da tantissimi telespettatori, torna la rubrica Il tuo presepe. Lo scorso anno moltissimi sono stati i vostri filmati dalle creazioni tradizionali, particolari, ma anche innovative della vostra natività. E dunque vi aspettiamo ancora più numerosi. Il nostro lungo viaggio fino al giorno di Natale inizia qui. Presepi all'interno delle vostre abitazioni, creati da voi, in giardino, sotto l'albero, ma anche creazioni realizzate nelle chiese, nelle piazze delle vostre città. Raccogliamo e diffondiamo le immagini del grande mistero della nascita di Gesù. Basterà inviarci brevi video realizzati tenendo il cellulare in orizzontale. E se vorrete, registrate anche i vostri auguri, perché il Natale è più bello se condiviso. Il numero è sempre lo stesso, manderemo in onda i video che ci invierete su WhatsApp al 351 1755 340. Ci raccomandiamo che i filmati siano della durata di almeno 20 secondi e le riprese fatte in orizzontale.
Specificate il vostro nome e cognome, il vostro comune di residenza, se volete i vostri auguri e la descrizione del vostro presepe. Noi siamo pronti a ricevere i vostri video e condividerli assieme a tutti voi. Allora, ripetita Juvent, video mi raccomando in orizzontale, la qualità è migliore e non troppo lunghi. Continueremo a mostrare i vostri video fino all'Epifania, di fatto come sempre. Adesso andiamo nel bellunese. In apertura parliamo di Olimpiadi Milano-Cortina. Se non avremo i giochi che ci spettano, pronti a valutare una richiesta di danni di immagine in tutte le sedi. Non usa mezzi termini la numero 1 di Confindustria Belluno Dolomiti, che oggi spara ad alzo zero in attesa di decisioni definitive da parte degli organi competenti, che però tardano ad arrivare. Penso sia il momento di giocare a carte scoperte e dire, afferma in una nota molto dura Laurent Berton, che nel caso di un'Olimpiade a metà il nostro sistema economico e sociale riporterà danni irreparabili rispetto alla crescita attesa e già quantificata da autorevolissimi studi universitari. Il danno, secondo Berton, non sarebbe solo economico ma anche esistenziale per un territorio che vede nelle Olimpiadi l'opportunità storica per invertire le tendenze in atto. Non si tratta di una minaccia, quella della richiesta di danni, ma di una possibile contromisura nel caso in cui si neghino le legittime aspettative del territorio, ha chiosato poi la Presidente Berton, che si augura prevalga comunque il buon senso, anche se sappiamo che il tempo ormai stringe. Anche la questura di Belluno da oggi ha una propria sala di ascolto protetto di vittime di violenza ricavata grazie al contributo dei comuni di Ponte nelle Alpi, Alpago e Borgo Valbelluno. Una tipologia di reati cresciuta in modo esponenziale in provincia di Belluno, più 30% di segnalazioni rispetto allo scorso anno. Un rifugio sicuro, protetto e pensato anche per i minori. È il primo piano della questura di Belluno. Da oggi è operativa la sala di ascolto delle vittime di violenza, che sono donne nel 95% dei casi monitorati dall'osservatorio della Procura di Belluno. Le segnalazioni sono nel 2023 nettamente aumentate, oltre il 30%. Segnalazioni che poi noi valutiamo con le indagini dovute. È un dato oggettivo, è un dato che non si presta a interpretazioni ed è un dato che stiamo cercando di fronteggiare. Violenze domestiche, violenze sessuali, maltrattamenti, stalking, lesioni intrafamiliari. Lo spaccato che emerge in provincia di Belluno fotografa fedelmente i reati perseguiti dal Codice Rosso. All'ascolto delle vittime cosiddette vulnerabili è dedicata la stanza allestita nei locali della questura, la prima nel suo genere per la polizia del capoluogo, grazie al contributo dei comuni di Ponte nelle Alpi, Alpago e Borgo Valbelluna. Abbiamo finalmente anche noi qui in questura una saletta, questa nella quale stiamo parlando, dedicata all'audizione protetta, quindi in condizioni di salvaguardia di un certo tipo di situazioni, di persone vulnerabili, vittime di questo tipo di reati. Ascolto, accoglienza e rispetto delle vittime vulnerabili, non soltanto donne ma anche bambini. I bambini vanno sentiti chiaramente con l'ausilio di uno psicologo, bisogna salvaguardare, ripeto, determinate condizioni procedurali e vanno sentiti anche in un certo modo, cercando di farli sentire il più possibile tranquilli in un ambiente accogliente. Piccola cerimonia, tradizionale taglio del nastro per segnare un traguardo significativo di un impegno pressoché quotidiano garantito da forze dell'ordine, istituzioni e dei centri antiviolenza. Quello di Belluno, gestito da Belluno Donna, attualmente in stand-by in attesa di dirimere la richiesta della Regione di disponibilità H24. Noi continuiamo ad ospitare, ad accogliere le donne e a fare con loro, le operatrici continueranno a fare con loro o a costruire con loro il percorso di uscita dalla violenza. Intanto un aggiornamento sulla vicenda Giulia Cecchettin, mentre l'autopsia, come sappiamo, è ancora in corso. Siamo riusciti appunto a darvi qualche anticipazione. È terminato dopo quasi 9 ore l'interrogatorio di Filippo Turetta in carcere a Montorio di Verona. Il 21enne ha risposto alle domande davanti al PM di Venezia Andrea Petroni. 9 ore di interrogatorio e dunque ha parlato a lungo. La sanità, torniamo a Belluno, la sanità e le proteste della sanità, in questo caso degli infermieri.
Protestano gli infermieri, anche se lo fanno in una giornata davvero proibitiva per il clima. Davanti alla prefettura di Belluno manifestano gli aderenti al Nursing Up, sindacato che in provincia di Belluno conta su oltre 500 aderenti, risultando essere per rappresentanza il primo della categoria. Al centro della protesta la manovra del governo Meloni. Vogliamo che la categoria degli infermieri insieme alle altre professioni sanitarie non mediche siano tirate fuori da questa manovra del governo che penalizza assolutamente chi andrà in pensione e che ha cominciato a lavorare prima del 96. Forte la preoccupazione per il futuro della categoria. Nel mirino le carenze negli organici, il calo nelle iscrizioni ai corsi universitari, le questioni legate al futuro pensionistico, le fughe di molti verso l'estero. Col virus e noi, e ora nessuno pensa a noi. Vergogna! Noi sappiamo che prima del 2024 ci saranno 14.000 infermieri in Italia che avranno la possibilità di andare in pensione. E nel 2026 di quelli che potranno andare in pensione, che saranno circa 70.000 persone, 52.000 saranno infermieri. Questo significa che in questo momento storico dove l'infermiere è assolutamente necessario non viene valorizzato e in più viene anche penalizzato nel momento in cui termina la sua carriera. Questo per noi è inaccettabile. La politica è una conferenza evento per giovani e con i giovani, al centro il presente e il futuro dei territori. Parte dalla provincia di Belluno ed è già estesa a 11 regioni italiane e un paese straniero l'impegno di Giovani e Futuro. Il movimento apartitico e apolitico deciso a prendere in mano le redini sui micro e macro temi che riguardano le giovani generazioni. Io non ho partecipato a un incontro di amministratori locali dove non si parlasse di giovani. Poi, quali politiche sono state portate avanti in favore dei giovani? Ecco, qui si apre un altro interrogativo. C'è bisogno di far vedere ai giovani che la politica e le istituzioni sono presenti e c'è bisogno di dare delle risposte concrete. Sono giovani e giovanissimi, idee chiare, meglio chiarissime, esplicitate con una sintassi da fare invidia a chi pratica da navigato le stanze della politica. Luca Frescura è il presidente nazionale di Giovani e Futuro, 22 anni, consigliere comunale d'opposizione a Vigo di Cadore. Sua e di altri due colleghi dei comuni contermini lo scorso anno a luglio l'idea di mettere da parte le idee politiche per fare qualcosa di concreto per il territorio. Sono i giorni della grave crisi energetica e sulla montagna incombe lo spettro dell'aumento dei prezzi per il riscaldamento. In 3 decidono di scrivere all'allora ministro Franco per chiedere il taglio dell'IVA su pellet e legna da ardere. Da allora un susseguirsi di iniziative, un passaparola e un tantam che già si è esteso a 11 regioni italiane ed è arrivato oltre Manica. In mezzo una tappa a Bruxelles per un intervento al Parlamento europeo. In Giovani Futuro ci sono amministratori locali, rappresentanti degli studenti e abbiamo fatto una scuola di formazione perché vogliamo essere preparati per poter fare del nostro meglio per il nostro territorio. La prima uscita ufficiale il prossimo 16 dicembre al Comunale di Belluno per la conferenza dei giovani aperta a tutti. Già pronto un manifesto con i micro e macro temi del presente e del futuro dei giovani. Sicuramente è importante rilanciare la scuola, però bisogna farlo a livello nazionale e bisogna farlo con un impegno serio. Non si può chiedere ai docenti di impegnarsi a fare ulteriori ore di lezione di educazione sentimentale senza però dare gli strumenti e gli spazi necessari. Con Giovani e Futuro gli studenti che mercoledì scorso sono scesi in piazza per manifestare contro le guerre. Tutta la scuola è scesa in piazza a manifestare con noi, la manifestazione non ha avuto colori politici, abbiamo manifestato semplicemente per la pace, per chiedere di cessare il fuoco e non vogliamo più morti. Ed ora è il Natale che ufficialmente si accende domani a Belluno. Belluno, una città bella sempre, ma che a Natale lo vuole essere ancora di più, per una festività che sia anche socialità e non solo, per quanto anche quello sia importante, evento commerciale. Presentate le iniziative messe in moto da qui all'Epifania. Natale in città sarà una città sicuramente che già è bella tutto l'anno, ma a Natale sicuramente vogliamo abbellirla perché sia ancora più apprezzata. Quindi abbiamo un programma che dà continuità a quello che è stato gli anni scorsi, ma abbiamo anche delle grandi novità. La consueta pista per il pattinaggio, tanti ma tanti presepi, compreso uno che segna l'inizio di una nuova storia, e quelli nelle vetrine delle attività commerciali, le consuete casette in Piazza dei Martiri, il Natale solidale, fino alla Befana del Vigile,
collaborando con diocesi, Confcommercio, clubs delle auto storiche. Un Natale sicuramente autentico e della tradizione e sicuramente un Natale più caldo. Presentiamo con la pista di pattinaggio in Piazza Duomo, i mercatini in Piazza dei Martiri, le illuminazioni sulle facciate dei palazzi delle piazze del centro. Quest'anno inoltre una novità: nella grotta di Piazza Castello posizioniamo un presepe che doniamo alla città perché sarà un presepe in divenire, ovvero quest'anno vede la Natività e i prossimi anni vedrà altri pezzi che si andranno ad aggiungere a questo presepe in legno fatto da un autore bellunese. È tutto, vi lascio alle previsioni del tempo, grazie per averci seguito, arrivederci. Società Agricola Torresana. Dai nostri animali nati e allevati nel cuore del Montello, solo carne e salumi genuini. Bentrovati al meteo. Perturbazione ancora in transito. Da domenica migliora il tempo, ma si farà sentire il freddo. Vediamo intanto il dettaglio di sabato 2 dicembre. Sul Veneto avremo una spiccata instabilità con nubi irregolari associate a precipitazioni discontinue, anche a carattere di rovescio. In serata tendenza ad esaurimento dei fenomeni un po' ovunque, limite della neve intorno ai 1000 metri. Vediamo le temperature che saranno sostanzialmente stazionarie, minime tra 3 e 6 gradi, massime in calo tra 10 e 13 gradi all'incirca. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia. Anche qui non mancheranno le piogge un po' dappertutto, localmente intense, nevicate abbondanti fino a fondovalle sulle Alpi. Temperature minime tra 5 e 7 gradi, massime sui 12-15 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige. Avremo precipitazioni specie al mattino e venti in intensificazione. Temperature minime tra 1 e 3 gradi, massime sui 9-11 all'incirca. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione, arrivederci. Società Agricola Torresana. Dai nostri animali nati e allevati nel cuore del Montello, solo carne e salumi genuini.